Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io sono Sonny, l'infreddolito Sonny. Ecco. Che c'è, Sonny? Perché- Che c'è? Hai geloni per caso? Ma guarda, qua a un paio di giorni, intanto la cosa bella è che forse per la prima volta nella storia del podcast potremmo utilizzare un riferimento temporale, poiché la puntata che stiamo per registrare uscirà lo stesso giorno. Quindi possiamo dire, giusto Benny? Sì, però questi riferimenti non mi piacciono molto perché ricordati Ma sempre, no, ma come no? Ma oggi è ricordati l'ultimo sempre che c'è gente che ci ascolta tipo dopo un mese, quindi Ma non mi interessa, lasciamo ma oggi è tutto- l'ultimo giorno, lasciamo fatti loro. tutto- Se tu vuoi ascoltare il podcast del Cactus nella sua genuinità, te lo devi ascoltare quando esce, no? Se lo fai dopo ti pigli i rischi. Oggi è giorno 31, ragazzi, l'ultimo dell'anno, l'ultimo di questo 2020, che ha avuto tante cose positive, però comunque è stato pieno di ciofeche e di cognetture, come sono detto in Sicilia, di rotture di coglioni, ecco, se così possiamo Scusami, tradurre. Sonny, ma tu oggi hai ricevuto qualche regalo stamattina? Perché? Perché il 31, vero, il assurdo, ragazzi, 31 questa di- cosa dobbiamo spiegare. il 31 dicembre, il 31 dicembre dalle È il nostre, 30, dalle frate, in nostre realtà. parti, che? È il 30 in realtà. No, il che 31, cavecchio. è il 31, gioia mia. È il Vabbè, 31. io non ho mai usato queste cose, quindi tu che E sei il più 31 praticamente si festeggia qui la Befana, ok? Che è una chiamata come? chiamata appunto dalle nostre parti Carcavecchia. Ora, probabilmente è un ibrido tra Natale e la reale Befana perché è il 6 gennaio, come tutti sanno, no? Quindi, Quella è l'Epifania. sì, ma l'Epifania è la Befana, capito? Sì, ma in realtà è appunto una fusione tra la Befana e Babbo Natale. Esatto. Perché ragazzi, a Corleone questa cosa bene la devi dire. Le famiglie più tradizionali, forse ancora pochissime lo fanno, ma prima era una cosa più frequente, hanno, diciamo, l'apertura dei regali non il 24 notte, il 25 mattina, diciamo, dipende le culture familiari, ma il 31. Cioè io Sì. conoscevo bambini, miei parenti, Sì. serpenti, Che se ci pensi non ha molto senso perché tu non hai il tempo di goderti quei giocattoli da bambino. perché poi inizia la scuola dopo 6 giorni. Esatto, e la prendi in Dercule. Cioè, Quindi è subito. una cafonata. In realtà venivano aperti sti praticamente regali il 31. Esatto, a Corleone, esatto, forse è l'unico esatto. posto nel mondo dove avviene No, questa, non lo questa so, però cafonata. probabilmente è una tradizione di qualche paese siciliano, oltre che Corleone. Probabilmente ci sarà qualche assonanza con Esatto. Ma qualche cosa. comunque, caro Benny, insomma, Allora, cosa- io innanzitutto volevo salutare il nostro ospite odierno. È tornato qui al podcast del Cactus il buon Michael Perez. Ciao Michael. Ciao a tutti, ciao. Che tra l'altro, Michael, mi fai morire con Sempre. questa immagine del profilo che hai, perché cioè, hai tipo le mascelle enormi. Fa troppo Perché? ridere. un Guarda castoro. l'immagine del profilo di Michael di Sembra un Discord. castoro. Ah, sì, ma vabbè, ma questo è che cos'è? Face up, che cos'è? Fa Diciamo, troppo una ridere. fisica. No, non mi ricordo cos'era. Questo No, è è un... Non l'ho fatto una deformazione su Instagram, un'app. Sì. Sembri un po' Esatto. Marlon Brando per certi aspetti. Ma No, sì, è un castoro. scusa, è vero, sembra un castoro. Detto ciò, dopo tutta questa variatilità iniziale classica, Sta manfrina. come se fosse un déjà vu, Sì. perché questo è un déjà vu e non voglio continuare a parlare perché ogni volta che do delle spiegazioni in merito alle parti tecniche del nostro programma tu ti incazzi, direi di incominciare con l'argomento del giorno, caro Benny. Lo vuoi introdurre tu, dato che sei veramente affezionato a questo sì. tema, Allora, noi veramente più- in maniera esatto. patologica? Noi più volte durante le nostre trasmissioni abbiamo, diciamo, sempre rivelato, almeno in prima persona io, Esatto. che amiamo in certi modi le sigle dei cartoni animati degli anni 70, 80 e 90. Non ci metto neanche i 2000, più che altro perché la produzione di sigle di cartoni animati e in generale di distribuzione di cartoni animati giapponese dalle nostre emittenti televisive è andato un po' a scemare per ovvi motivi, perché c'è stata la sostituzione con chiaramente altre fonti di intrattenimento per i nostri Vid, ragazzi per giovani. esempio, Netflix, Amazon Prime, Anche YouTube Vabbè, stesso ne e fanno anche più schifo, Twitch e YouTube stesso per certi aspetti hanno sostituito un po' Michael, l'intrattenimento. ma tu, scusami Benny, tu conosci, hai mai visto qualche cartone, qualche anime che viene a sua volta secondo me prodotto e distribuito solo su YouTube? Io almeno un due.
ho visto. Tu, diciamo, ne hai visti mai? Io sì. Solo su YouTube io penso di aver visto una serie televisiva che non fosse un cartone. Cioè io ora non vorrei andare un po' fuori tema, però No, tranquillo, vai. per vai. rispondere alla tua domanda devo andare fuori tema. Ho Tranquillo. visto Cobra Kai io. Allora, nel 2018 uscì questo Cobra Kai che era praticamente il continuo di Karate Kid. Esatto. Sì. Con loro da grandi, no? E io lo vidi in inglese la prima stagione su YouTube perché uscì su YouTube. Poi Netflix acquistò i diritti e ora deve uscire la terza stagione. Vabbè, ma chiudo subito perché sennò... Vabbè, Esatto, interessante, esatto. interessante. Io Però invece... rispondevo per la serie che ho visto magari su YouTube, però invece su YouTube ho visto dei cartoni, cioè ho rivisto dei cartoni degli spezzoni perché io mi trovo male su YouTube a vedere queste cose. Allora, ragazzi, hai detto bene, Michael, ci sono molti spezzoni, eccetera, però c'è la Yamato Animation, il canale ufficiale YouTube della Yamato Animation, che è chiaramente una casa di produzione anime famosissima in Giappone, e ha deciso di creare questo canale YouTube, mettendo chiaramente i suoi prodotti interamente caricati, cioè significa che tu ti guardi dalla prima puntata all'ultima di ogni anime che loro caricano, con i sottotitoli a tua scelta, quindi puoi metterli in inglese, in italiano, come vuoi. Ad esempio, mi hai fatto pensare, Sonny, che io su YouTube ho fruito di un anime, in effetti. Che è quello del cibo. Esatto, che è Food Wars, che io vi consiglio tantissimo perché è spettacolare, ragazzi, vi fa venire una fame incredibile. E un altro consiglio questo e poi andiamo all'argomento del giorno, Fire Force, ragazzi. Sì. Vi dico un piccolo incipit veloce, ci sono dei pompieri Sì. che hanno dei poteri incredibili innati correlati alla gestione del fuoco. Stop. Oddio, mi sembra... No, oddio, mi stavo ricordando quando sentite i pompieri, mi stavo ricordando il film con De Sica e Boldi, non so perché. Mamma mia. E ne abbiamo parlato, caro Michael, di questi dei cinepanettoni di Boldi e De Sica proprio nella puntata che invito appunto di andare a recuperare la puntata No, vabbè, fatta, no? Nel periodo la puntata speciale live extra sezione natalizia che troverete sul nostro profilo YouTube, Che che tra è molto l'altro, interessante. e tra l'altro sta andando Benissimo. benissimo in termini di views, no? Sì. Esatto. Ma vai, Benny, Allora, incominciamo. sì, io oggi volevo parlare con voi, ragazzi, delle sigle appunto dei cartoni animati, quelle italiane. Perché questo? Perché per certi aspetti molti sottovalutano la qualità e anche l'impatto che hanno avuto queste sigle. Caro Sonny, ti invito magari a mutarti quando diciamo fai questi rumorini molesti, così non interrompi il mio discorso, bravo. E quindi volevo tornare a parlare di questo argomento perché abbiamo fatto qualche cenno durante varie puntate, però adesso voglio proprio dedicare un'intera puntata su questo tema, andando anche a toccare una notizia in realtà ormai vecchia di un anno, ma che non abbiamo potuto appunto affrontare durante la programmazione del podcast del Cactus del 2020, ossia il fatto che è stato finalmente scoperto chi si celava dietro la misteriosa canzone di Lamu, che è stata scritta ben 37 anni fa. Però prima di parlare di questo argomento io volevo... Lamu. Ma che è sta cafonata? La ragazza dello spazio. Sonny, non dovresti usare queste parole cafonate eccetera perché parliamo di un cult degli anni 80, un anime e un manga. Quando dico cafonata è un pieno riferimento a Christian De Sica. Certo, ovviamente, però magari per chi è che ci ascolta, per chi ci ascolta, ovviamente. E magari chi è che può, diciamo, chi è che apprezza questo anime, ad esempio io non l'ho mai visto perché io conosco bene o male la sigla, però io so che questo è un anime e anche un manga storico per il Giappone, cioè il Giappone praticamente questo manga e anime lo venera. Si potrà incavolare qualche giapponese, credo, no? Anche qualche cultore della cultura giapponese, quindi secondo me allora, scusate, piano ragazzi, con i termini. Sì, bravo. Allora, prima di parlare però di questa notizia molto importante, volevo sapere appunto il vostro punto di vista per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati giapponesi italiane, che ovviamente sono abbastanza peculiari. Quindi io comincerei con il buon Sonny. Che cosa ne pensi tu? Allora, caro Benny, ti dirò, diversamente da quello che fai tu, che è una passione smisurata, smodata verso questo tipo di musica, ai livelli che non so se l'abbiamo detto, possibilmente sia all'interno della tua automobile utilizzi un CD fisico con tutte le canzoni e le sigle, ok, in maniera patologica.
tutte. Io in realtà ne apprezzo solamente pochissime, circa, anzi me ne piacciono 3 a tanto. Tutte le altre un po' sicuramente hanno la loro musicalità eccetera eccetera, però sicuramente non le vado ad ascoltare in macchina o comunque durante le mie giornate. Ecco, un tipo di musica che non ascolto mai, solamente, come ti dicevo precedentemente, e poi lo diremo successivamente, ne preferisco 3, perché hanno una musicalità un po' più spinta e quindi... Vabbè, non te le spoilerare adesso, le diremo poi dopo. No, infatti non le volevo dire, però in linea di massima comunque sono uno che salta le sigle quando vede un anime o un cartone. Anche quelle no, giapponesi, quindi? Io la salto sempre a pie pari. È come quando vai su Netflix e c'è salta intro. Lo salto sempre. Aspetta, ma anche quando guardi il prodotto in giapponese con la sigla in giapponese? Anche soprattutto ora, perché in AOT, quindi Attack of Titans, la sigla della 4ª stagione è terribile. Certo. Ecco, ti dico, le uniche sigle che ascoltavo erano Sasageyo della, se non mi sbaglio, 2ª stagione. Terza stagione. Sicuro? Sì, 100%. Comunque, o della 2ª o della 3ª, bellissima. È l'intro del Trono di Spade. Perché? Perché all'interno dell'intro veniva presentato con tutta quella grafica molto in stop motion, anche con tutti questi ingranaggi eccetera eccetera, un'anticipazione di quello che poteva essere la localizzazione della puntata in atto. Quindi in quel caso l'andavo a vedere. Tutte le altre volte io la schippo pie pari, la salto. Ok? Questo è quello che faccio io. Questa è la mia visione del mondo cartunesco. Ora, allora, diciamo, hai fatto leggermente, hai fatto un mischione, nel senso che hai inserito anche le sigle dei telefilm. Però vabbè, ho detto solamente il Trono di Spade, però diciamo, questa confusione è abbastanza normale, nel senso che il problema è questo, che si tende a considerare la sigla italiana di un cartone animato X giapponese degli anni 70, 80, 90 come necessariamente collegata a filo rosso con il prodotto di riferimento. Io invece tendo a separare le due cose, ma non sono l'unico a fare questo ragionamento, perché voi troverete, non so, anche lo stesso Dario Moccia, che ha fatto un bellissimo video a tal proposito intervistando il buon Giorgio Vanni, e lì è emersa proprio questa cosa, e la mia visione delle sigle è maturata proprio grazie a quell'intervista. Perché? Questa è una cosa che magari... Ma Giorgio Vanni si chiama Giorgio Vanni o Giovanni? Giovanni. Giorgio Vanni. Cioè Gior è il suo nome e Giovanni è il cognome, no? Assolutamente no. Ok. Però simpatica questa battuta. Vanni è il cognome, ok. Scusate, un po' di confusione stamattina. E quindi stavo dicendo, questa poetica, questa visione delle sigle dei cartoni animati italiani, dei cartoni animati giapponesi, sigle italiane, è cambiata completamente da quel momento in poi. E quindi io adesso tendo a considerare questi prodotti, che sono, ricordiamolo, realizzati in Italia, cioè la casa che produce la sigla del cartone animato X, ad esempio Dragon Ball, non ha niente a che fare con la produzione giapponese del cartone animato. Cioè siamo stati noi italiani a creare la sigla di Dragon Ball e di tutti gli altri cartoni animati, cioè è tutto un prodotto italiano da considerare a sé. Ora è chiaro che tutti potrebbero dire sì, però durante la sigla dicono tutto il tempo Dragon Ball, quindi è necessariamente collegato al prodotto cartunesco o diciamo animato in generale. In realtà, ragazzi, fino a un certo punto, perché ci sono state nella storia delle sigle dei cartoni animati appunto giapponesi, sigle italiane, ricordiamolo sempre, degli esperimenti e queste sigle praticamente non avevano nessun collegamento con il cartone animato di origine, di partenza, quindi erano delle vere e proprie canzoni a tutti gli effetti. Ma se ci pensate un po', facendo anche il confronto con le sigle originali giapponesi, le nostre non hanno niente a che vedere, hanno un'altra tonalità, un'altra musicalità. Scusa, hanno tu proprio quale preferisci, un'altra dato storia. che stai facendo tutta questa super introduzione? Non c'è una preferenza vera e propria, perché io considero le sigle italiane come canzoni italiane. Le sigle giapponesi hanno tutta un'altra musicalità, qualcosa di imparagonabile. E quale preferisci tu? Io diciamo che personalmente non ho una preferenza, nel senso che ci sono sigle giapponesi che preferisco a quelle italiane e sigle italiane che preferisco a quelle giapponesi.
Quindi diciamo Ok, da questo vabbè, punto di te ne vista sei sono uscito in abbastanza... bellezza. Ora voglio sapere da Michael cosa ne pensa lui dopo aver fatto tutta questa manfrina di questo tema. Vai Michael. Che le canzoni, cioè che le sigle comunque sono delle canzoni e Ok. tanti lo ignorano, Esatto. quindi pensano sono solo sigle. No, ci sono anche dei live che fanno su queste canzoni, ci sono dischi che vengono prodotti su queste canzoni e tanti le ignorano, tanto che anche Piero Pelù fece una sigla di un cartone animato, Gigrobò. Ma anche Marco Masini, ad esempio, no? Ragazzi, Marco Anche Masini, Marco Masini, che fece ovviamente. due sigle, Marco Masini, fece quella di Hunter Sì. Hunter o Hunter x Hunter e ovviamente di Shaman King. Esatto. Certo, sono tutte varianti ovviamente, sono tutte canzoni che possono consentire di pensare che siano più canzoni che solo sigle, perché tanti dicono cavolo, Dragon Ball è una sigla e fin lì finisce lì, muore lì. No, invece c'ha un continuo, c'è su Spotify, cioè nel senso, come anche le sigle le soundtrack dei film. Sì. Ad esempio ieri mi stavo sentendo la soundtrack di Spider-Man, per dire. Spider-Man di Sam Raimi, giusto? Ma qual è? Di Sam Raimi, ovviamente di Bravo. Sam Raimi. Che comunque quella è una colonna sonora molto iconica di Spider-Man, hai ragione, bellissima, bellissima. Io Che alla fine, ragazzi, se ci pensate, tutti apprezzano questo Spider-Man. In realtà è lo Spider-Man meno fedele rispetto a tutti gli altri Spider-Man. Però, da un punto di vista cinematografico, è Ma guarda, io credo più che altro non sia una questione di fedeltà, sia una questione proprio di attore. Molti odiano l'attore di Spider-Man di Sam Raimi perché un po' va a, diciamo, denaturizzare la controparte fumettistica. Ma comunque non andiamo, diciamo, a toccare questo Anche argomento. se a me non piace come attore, proprio No, nella sua fisica. Cioè, ma neanche a me, secondo tanto. me è veramente lontano dallo Spider-Man. Secondo me il miglior Peter Parker, secondo me, è quello del secondo, di Amazing Spider-Man, secondo me. Ma comunque, di Andrew vabbè, Garfield. no, vabbè, io preferisco il primo perché è più sfigatello. Questa è una motivazione che Spider-Man molti sfigato. dicono, in effetti, sì. Sì. Cioè, sinceramente, quando le scene in cui lui era a scuola era molto sfigato, non deve essere un gran figo Spider-Man, deve Ci essere sta, uno sfigatello. hai perfettamente ragione. da In questo punto di effetti, vista è vero. l'ultimo Spider-Man, che poi ritroviamo anche in Avengers ormai nell'universo Cioè, spazio, Tom eccetera, Holland, eccetera, Tom è comunque Holland. fichetto. Sì. È un po' fichetto, in effetti. Un pochettino sì, però sempre una via Sinceramente, di mezzo. Spider-Man secondo me dovrebbe essere una persona che quando dici lui è Spider-Man te dici sì, ma questo è Spider-Man, ma che... Sì, cioè, sì, capito? esatto. Te lo Sì. trovi Esatto. davanti e dici ma che questo è Spider-Man, ma chi è Ottima, questo? ottima riflessione, in effetti. è vero. Esattamente. Comunque, Vabbè, tornando alle torniamo sigle, in tema. Sì, esatto. Michael, dicevi? No, dicevo che sono per l'appunto delle canzoni reali, ok? Sì. Per dire, ora anche Cristina D'Avena mi sembra, ora ho queste informazioni perché comunque molte volte seguo anche Shade, quindi ha partecipato esatto. anche lui a un disco di Cristina D'Avena dove erano tutti remix di canzoni Bravo. di sigle, insomma. Che tra l'altro E questo è un Shade disco era spettacolare. presente- Sì. E Shade era presente in il remix di Doraemon, per dire. Esattamente. E non solo lui, ci sono ad esempio Max Pezzali, lo stesso Ermal Meta, ragazzi, un sacco di artisti che hanno lavorato con Cristina D'Avena e che hanno fatto, praticamente hanno riproposto le sigle storiche di Cristina, perché chiaramente poi a un certo punto ci fu la suddivisione tra Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Quelle diciamo affidate completamente a Cristina D'Avena sono state appunto riproposte con l'accompagnamento di altri artisti. Ragazzi, a me per esempio fa impazzire quella di Ermal Meta con Cristina D'Avena, Piccoli problemi di cuore, ragazzi, che secondo me migliora tantissimo la versione originale, cioè è incredibile, ragazzi. Ricordiamo Ma puoi qualche, cantare qui, ricordiamo puoi qualche cantare. altro artista che ha collaborato. Per esempio abbiamo Elio di Elio le Storie Tese, che ha fatto la canzone Siamo fatti così, oppure Michele Bravi, la canzone dei Puffi, oppure Chiara, quella di X Factor, Sailor Moon, Benji e ma Fede. nella canzone Siamo fatti così, secondo me ci stava bene molto. Sì, troppo bene. Ah, bravo, è vero. Non so se riesci a capire la battuta. Sì, ma- sì, esatto, assolutamente.
oppure ad esempio Francesca Michelin, l'incantevole Cremi, oppure Giusy Ferreri, oppure J-Ax addirittura, ragazzi, cioè stiamo parlando di tutta una subcultura che comunque è unica nella nostra nazione. Perché? Questa è una cosa che molti non sanno, ma se voi andate e vi spostate in altri paesi europei, voi tutta questa, diciamo, attenzione particolare nei confronti delle sigle non l'avete, non la trovate completamente. Facciamo dei piccoli riferimenti, così anche voi stessi, diciamo, rimarrete stupidi di questa informazione che è incredibile quando lo scoprì. Allora, praticamente, a un certo Hai punto... alzato tantissimo le aspettative. Sì, Corona fosse appena una vi dirò cavolata. questa cosa, ragazzi, voi rimanete scioccati. Allora, Ma secondo me sarà una cazzata. no, tranquillo. Allora, sostanzialmente, cosa è successo? A un certo punto, negli anni '80, la Fininvest cominciò a capire che l'intrattenimento per adolescenti doveva essere la chiave di volta e quindi dedicò un'intera appunto sezione della sua programmazione televisiva, che era affidata completamente a Tele5, ok? Che era praticamente il proto canale 5. Infatti aveva lo stesso logo, praticamente identico adesso, soltanto che si chiamava in un altro modo, ed era il canale principale, che poi venne sostituito da Italia 1, perché Italia 1 è sempre stato considerato dalla nostra generazione anni 90, no? Il canale dei giovani, no? Italia 1, no? Sempre. Prima era canale 5. Ora, cosa successe? Lui, non dico Berlusconi stesso, ma insomma la Fininvest cominciò a capire che ci doveva essere una programmazione interamente dedicata appunto ai giovanissimi e ai giovani. E allora cominciò ad acquistare tutti questi anime direttamente dal Giappone. Poi, ragazzi, considerate sempre che il Giappone e l'Italia hanno sempre avuto un filo rosso, un collegamento anche di carattere culturale. Basti pensare che durante la seconda guerra mondiale noi eravamo alleati col Giappone e la Germania, no? Questa cosa un po' è rimasta anche nella cultura giapponese. Non a caso in Giappone l'Italia è vista come una cosa incredibile e lo vediamo anche in molti anime. Ad esempio lo stesso studio Ghibli quante volte ha citato l'Italia? Praticamente l'Italia... Porco rosso, per esempio. Sembrava un'esclamazione, porco rosso! ma anche in JoJo Bravo, Quinta Stagione bravissimo, è ambientata comunque in Italia, a Napoli, sostanzialmente eccetera, il Giappone ama l'Italia, ma questa è una cosa abbastanza ovvia che molti sanno. Ma la cosa particolare quale fu? Che Fininvest allora riuscì, quindi negli anni '80, a dipanare la sua, diciamo, le sue mire espansionistiche anche al di fuori dei confini nazionali italiani, creando in altre nazioni europee appunto le gemelle di questa Tele 5, di questo canale 5. Ossia, in Spagna avevamo Telecinco, in Francia avevamo Telesync, eccetera, eccetera. Quindi in Germania avevamo un'altra corrispondente con il nome tedesco. Che cosa fecero anche lì? Riproposero questi cartoni animati giapponesi acquistati direttamente dal Giappone, però con una particolarità, non acquistando le sigle, perché in Giappone la sigla iniziale, la opening e la ending, che sono sempre due tracce e due composizioni artistiche diverse, tra l'altro fatti anche da diciamo talenti del Giappone stesso, cioè è come se il nostro Vasco Rossi facesse le canzoni delle sigle qua, perché ricordiamo sempre che gli anime e i prodotti televisivi animati in Giappone, anche i sono manga, dei film, veri e propri film. sono praticamente visti da tutti, cioè non hanno una categorizzazione semplicemente per gli adolescenti, abbiamo programmi e prodotti di qualsiasi target, quindi abbiamo shonen, seinen, eccetera. Quindi lì tutti guardano i cartoni animati giapponesi, ecco, per farvi capire, e tutti leggono manga, perché ognuno poi c'ha il suo, diciamo, manga e il suo anime di riferimento. Ora, cosa successe quindi? L'Italia non acquistò la sigla giapponese che poi forse doveva tradurre, doveva in qualche modo riproporla. Decise di non acquistarla, acquistavano soltanto le puntate senza le sigle, senza la opening e senza la ending. E allora creò proprio a tavolino queste sigle, cominciando già dagli anni '70, quindi era una tradizione che già era cominciata già molto tempo prima. Però l'intuizione di Mediaset quale fu? Fu quella di distribuirla anche negli altri stati europei, in cui c'era Telesync, Telecinco, eccetera, eccetera, sempre questa versione straniera del nostro caro Canale 5, però con una particolarità, e qui vi invito ragazzi, anche voi ascoltatori, ad andare a controllare questa cosa anche su YouTube.
Cioè, praticamente voi vedete che c'è una sigla che noi oggi associamo, che ne so, a Holly e Benji, questa stessa sigla con un testo completamente diverso, ma con la stessa praticamente base musicale, è utilizzata, che ne so, in Spagna per Lupin. Ah, questa è una cosa assurda. Questa è una cosa assurda. Comunque, devo dire che la notizia che hai dato è veramente interessante. Quindi ti ho smerdato ante litteram in modo inutile, devo dire. Quindi, E quindi, devi ragazzi, e quindi ragazzi, voi fate questa ricerca, andate a trovare delle cose incredibili, per esempio, non so, la canzone di Sonic associata a un altro cartone animato che in Italia è completamente diverso. Cioè, Ma ragazzi, perché secondo te venivano fatte ste cafonate? Ora venivano ci sta. fatte forse, oppure è quasi magia Johnny, per dire, in Giappone era di Holly e Benji. Cioè, ragazzi, cosa assurdo, in Giappone, scusami, in Ma, Spagna o in Francia era di Holly e Benji. ma perché ste robe? Non ho mai capito il Secondo te? motivo, però secondo me è Per perché una volevano. questione stilistica o per una confusione? Probabilmente perché io credo che l'Italia vendesse la traccia di per sé, prodotta però in Italia, realizzata in Italia, e poi in Francia poi facevano quello che volevano, dicevano secondo me questa ci sta più per Lupin, secondo me Ok, questa ci quindi sta diciamo più. una scelta È stilistica, una non scelta una poi cosa... della sezione distaccata di Telecinque, appunto del paese che ospitava appunto questa sigla stessa. Comunque non sapevo neanche sta cosa del canale 5, diciamo, Sì, europeizzato. ma fai qualche Lascio- ricerca su questa cosa perché è incredibile. Cioè, voi cercate Sì, sì, sì. esiste Telecinco che non esiste più oggi, perché ovviamente sono state tutte poi incorporate in un'unica emittente. Cioè, voi adesso queste reti non le trovate più né in Spagna, né in Germania, né in Francia. È una cosa che è durata per pochi anni. Fu un tentativo molto lodevole da parte di Mediaset, quella che allora era, diciamo, una casa di produzione che doveva opporsi completamente alla RAI fondamentalmente, quindi la televisione privata fondamentalmente è stata la prima in Italia. E Esatto. quindi diciamo è stata una mossa molto intelligente che però poi ebbe la sua strada, il suo percorso e fallì, però interessante. Dopo aver detto questa cosa, ragazzi, io volevo lasciare la parola a voi e quindi volevo sapere da parte Sì. vostra quali sono le sigle dei cartoni animati che voi apprezzate di più. Allora, direi di incomincio io, che già ce l'ho freschissime, pronte in testa da una mattinata. Sì. Ti ho detto già in precedenza, all'inizio della puntata, che sono 3 in particolare, ok? Sì. Andiamo subito. Abbiamo Dragon Ball. E di Quale? Dragon Ball ne abbiamo ben Sì. due, perché abbiamo Dragon Ball Z Sì. e Dragon Ball GT, che anche se non Vabbè, canonico... poi c'è anche devo la dire- prima di Dragon Ball, attenzione, ce ne sono 3. No, io sto dicendo le mie Ah, preferite, le tue non è qua la preferite. domanda quali sono le sigle di Dragon Ah, Ball. La ok, domanda è scusami, stata- scusami, ok, giusto. Giusto? Sì, sì, Quindi, quindi, in Dragon Ball Z, proprio te la ridico sta cosa, la parte che io amo è quando Goku balla con la principessa serpente che incontra a metà del serpentone che lo condusse per la prima volta, no? Perché lui, appunto, la prima volta che Goku spirò, ok? Sì. E spuntò nell'aldilà, dove alla fine del dragone, che era lunghissimo, sembrava una cosa irrealizzabile, si trovava il pianeta di Kaioshin. Al centro di questo dragone, appunto, c'era sta casetta tutta giapponese, fighissima, all'interno della quale c'è questa principessa serpente che balla, e la canzone va con un mood, diciamo, senza base, con questa voce, con l'autotune. Un po' ovattato, vero? Un po' ovattato, e questa è la mia parte preferita Sì. della canzone in sé. Poi abbiamo ovviamente Dragon Ball GT, che come dicevo è stato ripudiato dai puristi di Dragon Ball come sequel, no, della storia stessa. Infatti, se non mi sbaglio, non è considerato canonico, Esatto. ma la sigla è veramente bella. E qui Dragon Ball torniamo GT. a quel dibattito originario, cioè voi non dovete necessariamente valutare la qualità della sigla considerando la qualità del cartone animato di riferimento. Perché? Perché sono due prodotti diversi. Esattamente, anche perché, come dicevo precedentemente, se la sigla non ti piace, la salti tranquillamente, senza problemi. Ovviamente non possiamo mai dire Oppure in che la questo sigla- caso, se il cartone animato non ti piace, lo salti completamente e ti ascolti solo la sigla. Cioè, è chiaro, è Esatto, chiaro. l'una vale l'altra. E il terzo brano, come tu ben sai, caro Benny, è Shaman King, che da un punto di vista musicale, ragazzi, secondo me è la migliore delle 3 a sua volta. Quindi tra le 3, un'ulteriore classifica, primo metto Shaman King.
Sì, Z e poi GT. E la cosa che mi ha dato tantissimo fastidio era che quest'anime, che a me piaceva tantissimo, che un po', se ci pensi, è correlato alle bizzarre avventure di JoJo dalla terza stagione in poi, poiché questi ragazzetti evocavano degli spiriti, perché no, degli sciamani, ma questi spiriti mimano molto gli stand di Le bizzarre avventure di JoJo, che sono presenti nella stagione 3, 4 e 5. sì. E questa cosa proprio di avere un'estensione della propria anima, che avesse delle caratteristiche ben precise, strettamente correlate anche al combattimento, al nome, alla forma, alla specie, è secondo me correlata. Ora, su Shaman King a un certo punto non l'hanno più portato qua in Italia, siccome comunque non esistevano ancora tutte le piattaforme di streaming eccetera eccetera, mi sta venendo un dubbio mentre sto parlando, ovvero sia, l'hanno continuato? Esiste ancora? Io non ne so niente. Comunque alla fine della puntata me lo vado a cercare e comunque Benny, se esiste io me lo rivedo, attenzione, perché Ci poi sta. me l'hanno troncato sul più bello. Sì, 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 sì. Perché poi è sempre stato Eh, questo il difetto un po' della Mediaset, no? Che quando poi acquistava dei prodotti non ancora compiuti, come ad esempio poteva esatto. essere Hunter x Hunter, come poteva essere anche One Piece stesso, a un Stessa cosa hanno certo... fatto con Naruto, Benny, per con esempio. Naruto, bravo. E beh, con tutti questi prodotti in corso, che la Cosa Mediaset... facevano? Arrivavano a un certo punto, tipica cosa della Mediaset, tipo Shippuden iniziato da poco, stoppavano e mi facevano ricominciare da quando quel dannato Naruto era un bimbo minchia che era troppo scarso e mi deve assuppare centinaia e centinaia di puntate dove lui semplicemente si duplica con quella ragazza dalle forme sinuose coperte da questa nuvola di fumo. Quindi questo è Infatti, stato infatti Sonny, proprio a proposito del fallimento, del successo di una emittente televisiva, secondo me questa è stata una mossa poco furba, cioè avrei ovvio. preferito che loro mi facessero proprio una pausa lunghissima, anche di un anno, per Esatto. mantenere l'hype comunque dei ragazzini che Esatto. dicevano aspetta, Vabbè, ma non come c'era ancora continua? questo mood, bene, se ci pensi, è subentrato dopo questo atteggiamento, l'hype verso una cosa determinata. Il concetto di Però spoiler anche è relativamente, nato Sonny, da perché poco. l'hype è una tecnica di marketing che c'è Sì, ma che c'è non dalla era notte così dei tempi, utilizzata come dalla notte come lo dei tempi. spoiler. Prima lo spoiler. Questo è pure vero, Prima lo questo è pure spoiler vero. era una cosa che tu anzi volevi sapere prima degli altri di cose non viste. Adesso è una cosa gravissima se ti viene spoiler. Quindi è cambiato tutto il modo di concepire un anime piuttosto che una serie e l'intrattenimento audiovisivo. Vai, Ma vai. detto ciò, ora basta, Andiamo a io chiamerei in Michael. causa Sì, Michael per vedere le sue sì. sì. Ah, le mie sigle, io ho ascoltato anche insomma i vostri pareri ed ero molto preso dal discorso. E le mie sigle, sono molto d'accordo su quello che ha detto il nostro collega, che cioè Dragon Ball Z ci sarebbe, poi Dragon Ball GT e direi anche Doraemon, ci sta. Sì, tu sei molto appassionato di Doraemon, a quanto abbiamo capito, anche nella versione praticamente prequel di questa chiacchierata odierna, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma insomma abbiamo già registrato questa puntata che poi andò persa nell'etere. Ora, Doraemon in effetti è un prodotto che in Italia purtroppo è molto snobbato, però in Giappone Doraemon è considerato il Mickey Mouse giapponese, cioè il portabandiera dell'animazione giapponese. Tu lo sapevi, Sonny? Cioè, praticamente il personaggio di Doraemon, il Doraemon proprio come icona, è considerato così, cioè è considerato l'anime per eccellenza, è l'anime E ho Doraemon. saputo anche una cosa, che Ma non ultimamente è erano uscito tutti. il film di Doraemon, che dicono che è incredibile. Sì, ma non è l'unico film, ne sono usciti tanti. Questo è quello, diciamo, tra virgolette, con una tecnica un po' più moderna, cioè fatto in CGI, fatto bene comunque, però è per appassionati, nel senso che se non ti piaceva Doraemon prima, non penso che cominci a piacerti con queste versioni cinematografiche, però chi lo sa. La sigla di Doraemon è molto particolare, perché innanzitutto la sigla italiana, perché noi ricordiamoci sempre che questa puntata è sulle sigle italiane. La sigla italiana chiaramente diverge completamente da quella giapponese, che era molto anche qui con questa musicalità rock, perché i giapponesi sono abbastanza appassionati di questo genere e lo vediamo ovunque in tutte le sigle, ma anche nelle colonne sonore stesse degli anime. La nostra sigla invece è sempre stata molto più giocherellona, no? Quindi con questa ripetizione del nome Doraemon, sto gatto spaziale. Tra l'altro c'è una piccola frase
che molti confondevano quando eravamo E il suo piccoli. mini padrone è un vero coglione, è questa, vero? No. Come? No, però comunque questo in effetti è vero. Ah, lo sai Poi che... nella registrazione passata l'avevi detta, Sì, ma l'avevo non me detta, la la ripeto ricordo. adesso. Praticamente c'è una parte in cui, no, quando eravamo piccoli noi, no, facevamo sempre errori tipici di sbagliare le cose che sentivamo, no? Le Quindi parole. le parole le sbagliavamo sempre perché non sentivamo bene, eravamo convinti di alcune cose. Tra l'altro, l'essere convinti di una cosa fino a ritenerla quasi veritiera ha proprio un nome, si chiama effetto Mandela. Lo sapevate Ah, questa cosa? vero, 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 vero. No, ma anche perché comunque da piccolo non conosci tutte le parole. Bravissimo, Esatto, esatto. anche. Sei piccolo, Soprattutto in non è- lingua non italiana, per esempio. Beh, in però italiano, in questo caso era italiano, soltanto che era una parola che non conoscevamo, perché noi quando eravamo piccoli dicevamo col suo cocktail di bambù. Allora, il cocktail di bambù ci può stare, perché comunque, sai, Doraemon ci sta. ha questo aspetto, anche se è un gatto, ha questo aspetto un po' da panda, no? Quindi va e mangia il bambù. Però in realtà non è un cocktail, ragazzi, è un cotter. E il cotter Cioè? sarebbe il cappellino con Esatto, con l'elica. l'elicotterino. Esatto. Ma Quindi, guarda, ci può stare anche che abbia pronunciato male Cristina D'Avena, no, 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 è Esatto. proprio il testo ufficiale questo, ragazzi, 100%. È il testo ufficiale. Però in realtà un cappellino ad elica di bambù non credo che possa esistere, a meno che non ci Eh sia no, tipo ma Eco. è proprio così, nel Cosa senso Eco? che è questo la sua... In una puntata lo fa vedere, tra l'altro, perché Doraemon chiaramente aveva le invenzioni. Ma tu lo sai, voi la sapete la storia, la prima puntata di Doraemon? Cioè, chi è Doraemon, ragazzi? Ve lo ricordate? Un gatto spaziale che arriva dallo spazio, una No, non arriva, sì, ma non arriva proprio allo... Infatti questa è una definizione della sigla un po' sbagliata. Tu lo sai, Michael? Te lo ricordi? Vabbè, probabilmente lo saprai. Sì, è un alieno. Cioè, Non è un ci alieno, sono dei ragazzi. riferimenti allo spazio. Non è un che alieno, cosa? ragazzi. È un E che robot. cos'è? È un gatto robotico che Ma- viene dal futuro. E perché viene dal Ok. Che poi futuro? c'era un altro Ah, anime è dove c'era vero. un gatto robotico. Sì, vabbè, quello era... Sì, ma che roba da gatti in italiano, che era... Sì, ma che Kuro-chan. roba da gatti, Kuro-chan. Kuro-chan. Infatti ora, adesso io dirò le mie sigle preferite e ci sarà anche questa, ovviamente. Allora, Mamma mia. Doraemon praticamente era un gatto che proveniva dal futuro e che era tornato nel passato per salvare, tra virgolette, Nobita, che era destinato a diventare un pigrone scansafatiche. E quindi lui dal futuro torna nel passato per insegnare al bambino Doraemon, vabbè, scusami, Nobita, che diciamo non bisogna fare il pigro, insomma, bisogna lavorare sodo. Sì, ora comunque sentendolo da grande posso dire anche che è un motivo stupido per tornare indietro nel passato. Cioè, Sì, praticamente sì. Tra l'altro, Allora, ha ragione, cioè se tu mi dicevi Doraemon è tornato nel passato per cambiare quel determinato evento e salvare l'umanità, allora a quel punto ci sta, ma per salvare ecco, come si chiama? Nobita, Obito, Giobito, così Nobita, di Nobito, che comunque è anche un personaggio alquanto discutibile per me, cazzo, mi sembra una cosa veramente esagerata. Vabbè, sì, o infatti i era un viaggi po'. nel tempo sono diventati magari talmente nel futuro che i viaggi nel tempo sono diventati, che ne so, il pane quotidiano della serie. Esatto, o magari il buon bambinetto occhialuto, diciamo, e poi diventando adulto ed essendo strappato, no, da Doraemon, da questa lagnosia, da questa, come dire, nulla facenza, abbia cambiato il mondo. Ok, in Allora, quel caso guardate, può avere guardate un ragazzi, senso, questa è proprio, diciamo, la tagline della serie. A causa dei suoi pessimi risultati in campo scolastico, Nobita è costantemente rimproverato Tobicco così chiamato. dal maestro e dai genitori, Tamako e Nobisuke, i quali cercano invano di stimolarlo a impegnarsi di più e ad assumersi le proprie responsabilità. Nobita, tuttavia, continuerà a collezionare fallimenti che porteranno la sua futura famiglia e i suoi discendenti in condizioni di povertà. Il suo agire lo avrebbe inoltre portato in futuro a non essere ammesso all'università, a fondare un'azienda di fuochi artificiali che avrebbe prodotto soltanto debiti e a non sposare la ragazza di cui era innamorato. Quindi praticamente, diciamo, questa è la storia. Quindi
Shizuka, bensì la sorella di Jaiko, un discendente di Nobita, proveniente dal XXII secolo, decide allora di tornare indietro nel tempo per aiutare il ragazzo a migliorare il suo futuro, lasciando a vegliare su di lui un gatto robot, Doraemon. Quest'ultimo, grazie al gattopone, una tasca quadridimensionale contenente numerosi gadget detti Chusky, rivoluziona completamente la vita di Nobita, migliorando i rapporti che il giovane ha con i genitori e gli amici. E questo è quanto, ragazzi. Chiaro? Allora tu sigle, caro Benny, scusami. Allora, ragazzi, in realtà non c'è più tempo. Come non c'è più tempo? Non c'è più tempo. Abbiamo parlato puoi veramente dirlo, tanto. tempo? Quindi io Vabbè, direi... dille veloce. Io direi, ragazzi... Esatto, dille veloci, io lo voglio sapere. Va bene, ragazzi, lo dico velocemente, perché abbiamo 2 minuti. Allora, Vai. è che volevo, Perfetto. volevo un po' più di spazio, sinceramente, su questa Ma cosa. dai, no? Più che altro perché non È abbiamo, difficile bere il tempo. non abbiamo detto la notizia, quella troppo figa. Comunque, la diremo Vabbè, un'altra volta. non ci sono problemi. Lasciamo lo questo sai. hype ai nostri ascoltatori. Esatto, Allora, esatto. le mie sigle preferite sono, le dico velocemente, Robin Hood, Diabolic, spettacolare. Poi ovviamente Il mistero della pietra azzurra. Poi ovviamente ci metto anche, come si chiama? Ah sì, I gemelli del destino, Gundam Wings, e che è proprio spettacolare, credo che sia proprio la mia preferita in assoluto, Taz, anche questa assurda. Mi piaceva. Tasmania, Mania, questa qui, no? Sì, troppo bella, troppo bella. Bah, diciamo, discutibile. No, è spettacolare. E poi ovviamente ci metto anche... Ah, quindi ne hai dette 20? Ragazzi, perché mi piacciono un sacco. E ovviamente Batman, ragazzi, Batman. Bellissima. Corre, Batman. O come direbbe qualcuno, Botman, che sono quelli che bottano il profilo di Instagram. Esattamente, caro Benny. E quindi, ragazzi, allora, notizia velocissima, la dico velocemente, dai, così concludiamo il tutto. Allora, finalmente, Dai. finalmente dopo 37 anni è stato svelato il mistero della sigla di Lamu, la ragazza dello spazio. Il celebre anime è giunto in Italia nel 1983, è basato sullo shonen manga Urusei Yatsura, creato da Rumiko Takahashi, che è lo stesso di Ramma Mezzo e di Inuyasha, ragazzi. Quindi È lo stesso di Naruto. mica bruscolini, assolutamente no. Dopo 30, non dare informazioni sbagliate, caro Sonny. Dopo 37 anni sembra che il mistero del cantante della sigla di Lamu, la ragazza dello spazio, sia definitivamente risolto. Lo spiego velocemente, ragazzi. Allora, praticamente, a un certo punto, nella storia delle nostre sigle, chiamavano random dei cantanti, gli dicevano, ragazzo, canta sta sigla, e poi fuori dalle palle. Quindi questo tizio praticamente cantò la sigla di Lamu, che è una sigla stupenda secondo me, non tra le mie preferite ma bellissima, e questo qui praticamente non lasciò neanche il suo nome, quindi non si è mai saputo chi cantò sta sigla, non si è mai saputa la paternità di questa sigla, che è una canzone, ripeto, tra l'altro che non fa neanche riferimento a Lamu, è una canzone proprio a sé. Dopo 37 anni, finalmente il mistero è stato risolto. E quindi, questo è proprio il tweet che è stato fatto. Stamane Franco Amoroso ha ottenuto risposta da Noam Kaniel, che era questo tizio praticamente, riguardo la sigla di Lamu. L'artista avrebbe confermato di aver registrato la canzone a Los Angeles molti anni fa, insieme ad un altro vocalist. L'autore si sarebbe impegnato a fornire altri dettagli qualora gli sovvengano altri ricordi. Quindi la domanda chi è il cantante della sigla di Lamu finalmente ha una risposta, e quindi è Noam Kaniel, e non è un... E sei contento di ciò? Sono contento, tra l'altro questa è una sigla che metteremo adesso, quindi ragazzi, Ok. io vi saluto, seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao belli! Carissimi. Ciao Michael, grazie Ciao, sempre. ragazzi. E la fiamma è accesa già, scappo resto, tutto attorno, chi lo sa.